Allora, altri sistemi per tutelarsi? Beh, indubbiamente c'è questo che anche lei ci ha aiutato a evidenziare in termini di protezione, di prevenzione, con non aprire, però è anche altrettanto chiaro che ci sono i furti all'interno delle case, per cui nei momenti, negli orari più strani e arcani, questo fenomeno si sta registrando e è anche presente. Io parlavo prima della difesa, diciamo così, o anche di questo incremento dell'attenzione fra cittadini, con l'informarsi, con il passaparola, eccetera, però c'è anche una prassi, per esempio, di risarcimento, perché dei danni se ne stanno perpetrando. Io apprezzo per esempio questo fenomeno che da parte di alcune amministrazioni comunali si sono resi diligenti e protagonisti sindaci in modo particolare, si è dato vita anche a un rapporto di protezione e di risarcimento coinvolgendo le stesse compagnie di assicurazione. Ora, molti sono i cittadini che individualmente, è vero, hanno la polizza assicurativa contro i danni, contro i furti, eccetera. Individualmente ha dei costi anche alti. Poi dipende sempre da quanto e con quale valore intendi, come dire, assicurare. Però una polizza individuale ha dei costi. Vedo per esempio che, cito anche dai giornali, l'amministrazione comunale di Cavallino, l'amministrazione comunale di Concordia Sagittaria, si è aperto questo discorso nella mia Portogruaro in questi giorni, ma anche nel comune di Spinea, per esempio, ho visto che se ne sta discutendo, che è quella della polizza collettiva dei cittadini, cioè un'unica polizza dove i cittadini convergono, è vero, in decine, in centinaia in questo caso, e di conseguenza si è aperto anche la possibilità che alcune compagnie di assicurazione accettino queste polizze collettive che hanno dei costi relativi. Io ho presente le cifre che sono state lì indicate, si pagavano 10 euro all'anno, è vero, e quella famiglia era, come dire, protetta in un certo qual modo. Sento che adesso i 10 euro non sono più sufficienti, per cui alcune assicurazioni vogliono i 20, vogliono i 25. Quindi potrebbe essere una prassi però parliamo di questa entità. Ora io dico, siccome malgrado tutto quello che facciamo, malgrado l'attenzione che dobbiamo praticare e la repressione che dobbiamo mettere in atto, è vero, se succede c'è anche questo paracadute. Io credo che ecco, anche questa sia, come dire, un'azione che deve essere fatta, sapendo comunque che i nostri anziani, è vero, come dire, sono aperti, sono disponibili, non è che siano, come dire, ignoranti, non ci ascoltano, ma è anche perché vedono queste belle persone pulite, ordinate, che li si presentano davanti alla porta. Sei un altro per compagnia, per poter parlare, aprono, dire due parole. e parlano, hai ragione, e parlano. Poi dopo magari, mentre uno parla, quell'altro da di dietro si intrufola nella camera da letto a vedere dove sono, è vero, gli affetti personali. Allarmante questa cosa che si diceva anche prima chiacchierando fra di noi, quando portano via, è vero, non solo denaro o non solo qualche oro o argento, quando portano via le ultime foto del marito morto, della moglie che se n'è andata, del figlio che nel frattempo li ha lasciati, cioè quando portano via affetti di questa natura. Ecco, questo è anche l'altro aspetto che ci deve preoccupare. Per cui io credo, ecco, che il fenomeno c'è, non sono per ingigantirlo, noi siamo per dire vediamo come vi facciamo fronte. Come quindi cercare di trovare delle soluzioni possibili.
Daniele Tronco, a proposito sempre di soluzioni possibili, anche la contrattualistica, qui abbiamo parlato appunto di cose anche di più di aggressione, però la contrattualistica di vario genere è un altro fenomeno molto molto frequente, soprattutto quando poi si parla per un anziano di poter risparmiare qualche soldo in bolletta e quindi vengono a domicilio a offrire qualche cosa. Lì è molto difficile resistere. Sì, allora bisogna dire che nel manuale lì, che non è a caso che è stato fatto anche in collaborazione con la Federconsumatori, perché per esempio dobbiamo sapere che la legge europea, la legge italiana consente, c'è un diritto di ripensamento, quindi quando si verifica poi che siamo stati oggetto di un accordo fraudolento, un accordo eccetera, bisogna agire, nel senso che ci hanno dei tempi per fare delle azioni che rendano nullo quell'accordo, quel contratto. Ovviamente, mai pensare che non ce ne dà, sono questi 14 giorni. C'è del tempo, non tantissimo, ma c'è del tempo per attivare. Poi bisogna sapere che le associazioni dei consumatori hanno fatto degli accordi specifici con queste società, soprattutto con quelle più serie, bisogna dire, perché non tutte, quelle più serie, non è grossa o piccola, quelle che hanno presente che è anche un danno loro d'immagine essere invischiati in queste vicende qua, magari da gente senza scrupoli. Infatti. E quindi c'è anche un meccanismo di conciliazione che si può attivare in modo che, quindi la Federconsumatori, che ha sportelli in tutto il Veneto e in molte parti, può essere attivata per diciamo, intervenire in questi casi. Ovviamente sempre se scatta quella molla del non senso di colpa, perché poi alla fine è una cosa frequentissima. Certo, perché è frequente il fatto che ci si vergogna verso il figlio, verso il parente, che ammettere di essere stati in qualche modo gabbati da questa cosa. Quindi diciamo c'è la possibilità di poter intervenire e nel manuale ci sono anche proprio le procedure da fare, i tempi, la tempistica. No, infatti qui ci sono, io lo sto sfogliando, tantissimi suggerimenti, anche le cose più banali che uno non ci pensa, in realtà ti pongo nell'attenzione, te lo sottolinea e scopri che ci potrebbe essere una soluzione. Si possono diciamo, attivare dei sistemi compensativi, dei sistemi per disdire quel contratto, di ricontrattarlo, di precisarlo. Certo, infatti abbiamo visto acquisti di enciclopedie gigantesche, di firme fatte ad associazioni contro la tossicodipendenza che in realtà erano dei contratti per forniture librarie che a un settantenne bastano per 50 anni e cose di questo genere. Assolutamente, continuiamo a parlare di questo, quindi anche attenzione perché qui si sta parlando anche di ragazze avvenenti, ben vestite, molto carine, simpatiche, attenzione anche le donne fanno truffe, abiti talari, quindi false benedizioni, in realtà il prete avvisa sempre che il giorno a quell'ora arriverà a fare la benedizione, non ci va mai così a bomba, falsi postini, medici, infermieri, insomma ce n'è di tutto perché nei momenti di crisi tutte si inventano di tutto. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.